questa sera sentivo la spiegazione di tutte le nocività, di tutti i crimini, perché quando vi parlava dei bambini e del latte materno che viene inquinato dal polvere di sottili, a me veniva in mente la parola crimine. E quando penso a tutti gli scassi ambientali, a tutti gli allagamenti, anche i morti che ci sono, che è crimine quello. Ad esempio il fatto che ci siano tutte quelle esondazioni che abbiamo visto nelle diapositive di Pollenza, che abbiamo sentito dalle cronache, che hanno prodotto quei danni che hanno prodotto enormemente di più di quello che sarebbe stato speso se si fossero fatte le opere con razionalità. Allora, io i due video che ho fatto per voi mi hanno insegnato che questo territorio, mi hanno aperto gli occhi perché io non lo sapevo, ma questo territorio è criminalizzato da qualcuno che fa i suoi punti di fare su questa cosa. E tutte le descrizioni che voi avete fatto questa sera, come tutte le altre sere, sono descrizioni di delitti ambientali, che io chiamo così, ma mi domando, nei confronti di chi compie, essendone consapevoli, perché le cose che vi sono state dette dai tecnici questa sera, non è pensabile che non siano conosciute da quelli che hanno deciso di fare questo scelta. Allora, sono persone da bene costoro o sono dei criminali? E la domanda è, con i criminali si tratta? O invece i criminali bisogna nominarli per quel che sono, perché stanno commettendo dei crimini? E io sono andato dietro al sindaco perché l'ho sentito grillino dall'inizio, cioè come Beppe Grillo diceva: questi sono dei criminali, stanno facendo dei crimini. Lui stesso questa sera ha ripetuto questa parola. Ecco, io quello che sto dicendo in questo momento lo sto registrando con la mia telecamera e nei prossimi giorni lo metto in internet, assumendomi tutta la responsabilità. Dico, questa pedemontana è un crimine ambientale e sociale perché distrugge 1800 proprietà agricole. Questa pedemontana distrugge la migliore agricoltura del Veneto. Però dovete sapere che io non navigo solamente da queste parti, perché da molto tempo con la mia telecamera ho colto che in tutto il Veneto la storia è la medesima. Ce ne sono altre 14 autostrade. In questi giorni, sindaco, sono stato a San Donato, dove stanno facendo una battaglia pazzesca, e lui lo sa perché la vive, perché è nella zona di Macon, eccetera, perché vogliono fare una TAV con una linea che passa dentro, dove sarà in continuazione allagato, e vogliono fare una cosa a 12 a 6, a 7 metri di altezza, dove c'erano le bonifiche, facendo degli zigzag per spendere l'inspendibile, i soldi che non ci sono, i soldi che dopo vengono negati per i servizi sociali, per la scuola, per la sanità, per i trasporti. Lo sapete, il 10 ci sarà uno sciopero dei trasporti perché tagliano tutto il trasporto pubblico, aumentando il bisogno ovviamente dei trasporti privati, così continueranno ad essere legittimate le necessità delle strade, mentre invece quelli dei trasporti dicono queste cose. Me ne assumo la responsabilità e dico: sapete da dove viene tutto questo? Dalla follia del piano territoriale regionale di coordinamento che è stato approvato dall'ultima giunta Galan nel 2009, che ha previsto tutte queste opere, che le stanno facendo, che vogliono implementare anche con il nucleare. Ma vi rendete conto? Invece che l'energia alternativa. Allora io dico: coraggio, facciamo i nomi, diciamo basta con questi delitti ambientali e cogliamo delle occasioni essenziali. Finisco. L'11 di questo mese, quindi venerdì della settimana prossima, alla Fiera di Padova, ci sarà
la conferenza conclusiva degli Stati Generali dell'Agricoltura del Veneto e ci sarà una grande conferenza dove ci sarà Zaia, ci sarà l'assessore all'agricoltura, ci sarà l'assessore all'urbanistica, ci sarà l'assessore ai trasporti, tutto il gota del Veneto, di tutti i partiti. Non sto facendo un discorso di parte, di tutti i partiti saranno là. Ecco, io credo che sarebbe sempre male che i comitati, il sindaco, i cittadini fossero lì presenti e dicessero che la pedemontana scassa l'agricoltura della zona più ricca del Veneto, scassa le acque, dite le cose che avete dette qua, sintetizzandole in poche parole e facendo una grossa manifestazione perché tutto il Veneto lo sappia. Io so che se farete così vi troverete insieme agli allevatori, vi troverete insieme a quelli del NOCAV, vi troverete insieme a quelli che si stanno muovendo sulla riviera del Brenta, perché sulla riviera del Brenta vogliono fare un'area di 460 ettari per i container in una zona agricola straordinaria, lui lo sa questa cosa, e ci sono i movimenti che dicono basta con queste cementificazioni, con queste asfaltature che sono insostenibili da tutti i punti di vista. E invece facciamo il discorso del riuso e della riutilizzazione e della razionalizzazione delle strade che evidentemente nel momento in cui ti proponi di fare tutte queste opere nuove asciugano tutte le risorse per tappare la buca e per mantenere anche il vecchio assetto stradale, perché il dramma è questo, questi hanno disegnato tale e tanto asfalto, tale e tanto cemento che i debiti saranno tali e tanti che non ti avanzerà neanche una lira per tappare la buca fuori di casa sulla via normale, e quindi avrai delle strade per andare all'infinito ma non avrai la possibilità di praticare le strade alla tua quotidianità. Ma insomma, quando è che decidiamo di non lasciare tregua ai sindaci, di non assolutamente più dare nessun spazio di credibilità a nessun sindaco che non faccia come ha fatto quest'uomo qui? E io dico, sindaco, vai avanti e mi trovi con te se vai avanti. Io spero tanto che i grilli assumano fino in fondo l'abitudine di Grillo di dire nomi e cognomi dei banditi che nel Veneto stanno portando il Veneto